Un grande palcoscenico per un grande match. Appassionati di futsal, buon pomeriggio da Antonio Iozzo e benvenuti al Palaroma per Francavilla Perugia, sfida valida per la 15ª giornata del girone B di Serie A2 femminile. Squadra in campo per questa gara dal profumo playoff. Si comincia, primo possesso del match per la squadra ospite di Marco Abbati. Eccola la numero 10, 6 gol in campionato per lei. Lancio lungo per Conti che ha una prateria davanti. Conti, salta il portiere, Conti sbatte sul palo, clamoroso, sembrava tutto fatto, la porta era vuota. Verzulli fa tutto da sola, frenata ancora Verzulli, gran pallone Gerardi, murata da Ricottini. La conclusione, attenzione, di Chiara Cialfi. Alza sopra la traversa e mette in angolo Ricottini. Vice Merlenghi. Verzulli prova ad accendersi. Conclusione, Ricottini a dire di no. Sulla destra cerca la giocata, saltata Pastorini, cambia passo, apertura perfetta sulla sinistra. La conclusione larghissima della 7. Francavilla che resta in attacco, Lazzari, Pastorini in avanti, l'uscita di Ricottini, porta vuota, salvataggio di Catamero e poi Ricottini può bloccare. Aruyama se ne va, sfrutta il fisico, Aruyama con il mancino, Merlenghi a dire di no, a chiudere lo specchio e a salvare lo 0-0. Donati in mezzo, grande schema, Aruyama cestina così, graziando il Francavilla, conclusione alta da 2 passi. Adesso rischia la squadra ospite, recupera il Francavilla, Verzulli se ne va, Verzulli sulla traversa, primo legno anche per la squadra di casa. Cialfi, Verzulli di prima, pallone illuminante, Sgravo! Sotto le gambe di Ricottini, si sblocca il match, il Francavilla è avanti al 16esimo del primo tempo. Al termine del primo tempo, ovviamente meno di 2 minuti, Conti recupera il pallone, prova ad andare da sola, Conti esce Merlenghi, Conti all'indietro, Aruyama! Con la porta vuota, fa 17 in campionato, ma soprattutto fa 1-1 Perugia. Nobilio, Gerardi, raddoppiata, perde il pallone, attenzione, Aruyama se ne va sulla sinistra, mette in mezzo e Conti trova il vantaggio per il Perugia, ha messo la freccia la squadra di Abbati, 2-1 a 1:15 dalla fine del primo tempo. Tutto pronto per il secondo tempo di Francavilla Perugia, si riparte, primo possesso per la squadra di casa sotto nel punteggio per 2-1. Pallone sulla destra, adesso Verzulli al centro del campo, lancio lungo per Sgravo, palla che scheggia il palo. Lancio lungo, perfetto, la conclusione, Ricottini blocca la sfera. Potevi bloccarla, queste più o meno le parole del capitano che però poi è andato a dare il 5 al suo portiere. Attenzione ad Aruyama! La doppietta della 19, sempre solo lei, 3-1 Perugia al terzo del secondo tempo. Il tempo a disposizione c'è ed è tanto. Sgravo, grande azione, ancora Sgravo! Trova la doppietta, trova il gol del meno 1, il Francavilla torna subito in partita. A Verzulli accanto a sé, la serve. Sono loro che possono inventare. Verzulli vuole puntare, Verzulli fa tutto da sola, Verzulli in mezzo e arriva il pareggio, l'ha toccata Lazzari, 3-3, la rimonta del Francavilla. Cialfi, Pastorini, l'esperienza del capitano, Cialfi, Lazzari sulla destra, Pastorini pensa al destro, lo prova! Cambio di lato, Lazzari cerca la giocata, perde il pallone, attenzione perché si distende il Perugia, c'è spazio! Merlenghi in calcio d'angolo. La conclusione di Lazzari da lontano, pericolosissima, alta di poco sopra la traversa. Attenzione, Colucci cerca la giocata, poi la conclusione. Si salva il Francavilla. Verzulli è rientrata in campo la 16, illumina per Sgravo, Ricottini, uscita perfetta della 12. L'errore, grande chiusura di Sgravo e allora siamo dall'altra parte. Sgravo per Pastorini, in mezzo Confessore, non tira nessuno, il Perugia si salva.
3 in barriera, anzi 4, tutto il Francavilla, protezione di questo pareggio. Donati, la rincorsa della 10, Donati con il cucchiaio, palla alta sulla traversa, finisce qui questo bellissimo match 3-3 tra Francavilla e Perugia. Eccoci in compagnia di Giorgia Verzulli, grande protagonista di questo match, una partita bellissima. Alla fine come commenti questo pareggio, questo 3-3 finale? Sinceramente è andata bene così, perché per quanto mi riguarda la mia squadra ha fatto una prestazione sottotono e abbiamo reagito solo ai minuti finali, quindi va bene che non abbiamo perso e apprezzo questo pareggio, questo punto. Bellissima l'intesa con Sgravo, 2 palle illuminanti da parte tua. Sì, la conosco da parecchio tempo e in allenamento comunque, anche grazie, diciamo, alla tattica che alleniamo, valorizziamo questa coordinazione e niente, questo. Hai parlato di un Francavilla sottotono, come ti spieghi questa partita non all'altezza del vostro valore? Magari diciamo che il periodo sottotono è iniziato dopo la duplice sconfitta col Capena, sia in campionato ma soprattutto in Coppa, e comunque eravamo secondi e i più 7 punti che hanno avuto dopo le loro vittorie ci ha un po' forse demoralizzato, diciamo che ha chiuso il sipario un po' sul campionato e ha creato un campionato a parte. Per il resto speriamo di riprenderci al più presto, perché avremo degli scontri diretti, questo era uno di quelli. Senti, a te il premio, a chi lo dedichi? Lo dedico a mia mamma che sta sugli spalti, grazie mille.